Fuga rocambolesca nel territorio al confine tra Veneto e Friuli Venezia Giulia di un terzetto di ladri intercettati a bordo di un'auto rubata nella notte a Fiume Veneto. L'inseguimento a folle velocità nella notte sulla A28. Carabinieri e polizia si passano numero di targa della vettura rubata a un pordenonese vittima pure di un furto in casa. L'auto sfila a velocità sostenuta. Le forze dell'ordine decidono di far chiudere il casello di Portogruaro per sbarrare la fuga ai fuggitivi. La mossa si rivela inutile perché i malviventi si lanciano sulla sbarra, sfondandola. L'auto pesantemente danneggiata viene abbandonata di lì a poco e i tre proseguono la loro fuga a piedi, braccati dalle forze dell'ordine che all'alba li hanno individuati in un'area boschiva vicino all'autostrada. I tre, per nulla decisi ad arrendersi, hanno resistito ai militari ferendone due, fino a quando le manette li hanno definitivamente bloccati. I tre, tutti di nazionalità moldava, di età compresa fra i 24 e i 30 anni, devono rispondere di furto aggravato, resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.